A Venezia è più difficile rispetto a altri territori individuare medici disponibili. I costi e la logistica sono decisamente importanti da fronteggiare. Da qui la proposta dell'Ulstre Serenissima e del Comune di conferire incarichi provvisori di medicina generale per la copertura di ambiti territoriali carenti a Venezia, centro storico e isole. Successivamente, secondo la norma vigente, potranno diventare a tempo indeterminato. La campagna "Dottore, la città più bella del mondo ti aspetta", un invito a livello nazionale, è stata presentata di fronte all'Ospedale Civile di Venezia, lanciata con un videomapping sulla facciata della Scuola Grande di San Marco che sarà ripetuto nelle prossime serate. La criticità di Venezia la possiamo risolvere anche con chi decide di cambiare vita come medico e a riprendere la propria carriera, la propria professione in una città oltretutto bella, unica al mondo, che offre tantissime opportunità e non solo rimarcando le difficoltà, ma esaltando di quelli che sono i pregi di una città unica al mondo, dove i cittadini del mondo vengono qui a viverla e per questo non vivere una propria professione. Noi stiamo cercando di passare questa immagine della bellezza che aiuta a vivere e anche a risolvere qualche problema. Per andare incontro ai professionisti interessati, infatti, si mette a disposizione un ambulatorio a canone agevolato, l'accompagnamento dei medici nella ricerca di un alloggio, la disponibilità di un parcheggio gratuito alle porte della città. Attualmente a Venezia risultano in attività 45 medici di famiglia, ma si prevede che una decina di loro lascerà il lavoro entro il 2024. 3 sono cessati nelle scorse settimane. Le situazioni più critiche riguardano Sestiere San Marco, quello di Castello e l'isola della Giudecca. L'appello è stato però esteso per la copertura medica a Cannareggio, San Polo, Dorsoduro, Lido e Pellestrina. Da qui a fine anno avremo bisogno di 3 medici per la zona di Castello, di San Marco e della Giudecca. Attualmente questi pazienti sono comunque presi in carico da altri medici e da un ambulatorio pubblico. Però insomma, noi stiamo veramente cercando con questo messaggio di far sbarcare qui a Venezia qualche giovane medico di medicina generale che voglia prendersi cura della città.